diciamo che a Barsis ormai la presenza di questi grandi predatori è stata segnalata. Per il momento le predazioni sono avvenute solo nei confronti di cervidi, per cui, anche perché allevamenti con bovini ne abbiamo pochi, e caprini e pecore anche. Certamente io credo, non credo che per paesi come i nostri, dove si punta a un recupero di quello che è l'allevamento e l'agricoltura, questa sia una grande opportunità. Oddio, non è per aversela coi lupi, ma finché restano a una certa quota, ben vengano e ci possono stare. Quando cominciano a avvicinarsi ai centri abitati, soprattutto in virtù di quelle che sono le attività svolte dagli allevatori, io credo che incominciano a diventino un problema che necessariamente debba andare gestito. È la principale preoccupazione legata al tema dei predatori carnivori, no? Che sono gli allevamenti prima di tutto, e al di là di ogni strumentalizzazione. Se vogliamo una montagna viva, dobbiamo avere le malghe monticate, no? Dobbiamo avere le malghe con sicuramente le mucche, eccetera. Adesso anche nella nostra località si comincia a pensare anche all'allevamento delle pecore, delle capre, eccetera, che costituiscono sicuramente un aspetto molto interessante anche di sviluppo della montagna, no? Sembra dire, dobbiamo guardare avanti con le attività che si facevano 100 anni fa, è proprio così. È proprio così, però questo adesso è messo in seria crisi dall'espansione di questi carnivori, diciamo predatori, che nulla contro di loro, ma chiaramente no, si capisce cosa vuol dire per un allevatore perdere 20 pecore Certo. in una volta, 30 pecore in una volta